Benvenuti miei cari belli di Bella, eccoci qua, serata speciale questa sera, un ingresso di quelli che come piace a me con il maestro Calogero. Buonasera maestro, ben arrivato. Come promesso, questa sera una serata fatta di musica. Abbiamo iniziato con un po' di ritardo, ma l'importante è come sempre che per i prossimi 60 minuti rimarremo insieme in vostra compagnia e in nostra compagnia, ma soprattutto in compagnia della voce di un artista che per la prima volta sarà qui sul palco di Bella Radio TV, perché è stato con noi durante un'intervista pomeridiana, l'abbiamo conosciuto un pochino, ma questa sera sicuramente lo conosceremo meglio. Quindi vado a dare subito la buona serata e il ben arrivato al protagonista di questo martedì sera. Benvenuto a Paolo Nicosia. Buonasera amici di Bella Radio. Ciao Paolo, buonasera. Buonasera maestro. Molto bene. Questi sono le serate belle, rilassanti, con tanta buona musica. Abbiamo il maestro Calogero. Quando sei venuto con me 2 settimane fa all'incirca, 2 o 3 settimane fa all'incirca, avevi detto questa cosa, che appunto saresti stato insieme a noi in un programmino serale, sì. E finalmente ci siamo. Questa sarà una serata interamente dedicata alla tua voce, a quella che è la tua musica, non solo la tua musica. Questa sera presenterai anche alcune cover, ci sarà tanto da cantare, tanto soprattutto da raccontarsi. Possiamo stare insieme un bel po' di tempo e quindi ce ne approfittiamo. Nel frattempo diamo la buona serata a tutti coloro che come sempre sono collegati sul canale 96 del Digitale Terrestre. Buonasera a chi ci sta ascoltando in radio. Buonasera a chi ci ascolta in DAB. Buonasera a chi ci segue tramite i social. Buonasera a tutti. I streaming, insomma ragazzi, mettetevi rilassati perché adesso Paolo ci terrà compagnia. Allora Paolo, prima di chiacchierare, io direi di iniziare subito in musica con un brano, così li iniziamo a riscaldare, poi dopo ti farò cantare un pochino di più, però soprattutto parleremo anche un pochino, così daremo anche un po' di voce a quella che è la tua vita ovviamente artistica. Per chi non ci ha seguito il pomeriggio che siamo stati insieme, facciamo un piccolo recap di quello che è successo. Come vuoi iniziare stasera? Stasera vorrei, così iniziamo col mio brano Sei bellissima, l'ultimo in uscita, che abbiamo ascoltato anche qui su Bella Radio. Ce lo siamo ascoltato e riascoltato, e riascoltarlo non fa mai male. La musica dei nostri artisti deve sempre essere ascoltata. Ti lascio con loro, il maestro Calogero. Grazie. Paolo Nicosia. Sorriso cattina e mi innamoro ogni giorno e s'amore, luce e caranale ogni tanto riprende, sento lontana il profumo e sta capendo, mi sa cacciato tutto il male pensiero, ci sto con te per me non è gioiello, stai fermo tempo quando stai vicino. Insieme a te che mi bene mi morire. Tu mi sei particolare, sei particolare. Tu che fai bella tutte cose, sei bellissima, rinda sto cuore come sai camminare, sei dentro di me. Che sensualità, quando mi dai tutta la tua intimità, sei lunatica, quando ti vado non mi voglio parlare, scalasse per la montagna, io acqua calma e passete, tu siamo agnelli sotto fuoco, bruciamoci l'amore e passione. Sei bellissima, mamma mi piace così. Tu con lo sguardo ti sai fa capire, noi senza lui non potremmo morire.
si può fare. Io con te sono vergognato. E con te che mi sono cagnate. Sì, con te mi sento diverso. Sei bellissima, rinda sto cuore tu mi sai camminare. Sei dentro di me, ho visto quando parlo di remmo sto cuore. Che sensualità, quando mi dai tutta la tua intimità. Sei lunatica, quando ti vado non mi voglio parlare. Scavasse per la montagna, se l'acqua calda ma sete, tu chiamaglia e sotto fuoco, bruciamoci l'amore e passione. Sei bellissima, e a me mi piace così. Sei lunatica, quando ti vedo non mi voglio parlare. Scavasse per la montagna, c'è l'acqua dalle pasette, tu chiamaglia e sotto fuoco, bruciamoci l'amore e passione. Sei bellissima, a me mi piace così. Quando è venuto ci appiccicando? Non so che se tu tieni ragione. Però non lo so, forse è la scemità. Ma a me mi piace ancora più assai quando facciamo pace e poi facciamo una volta amore. Paolo Nicosia, sei bellissima. Questo è l'ultimo singolo giusto che è uscito. Sì, per ora, perché già c'è in programmazione. Ora me lo racconti. Ma ne Adesso parliamo dopo? Ok. Dopo ne parliamo, perché appunto abbiamo tanto tempo, quindi tra un pochino ci dirai un po' quali sono Le novità. i movimenti che si faranno nel 2026. Esatto. Intanto andiamo un attimino, l'abbiamo conosciuto come già detto, lui è un artista che canta da tanto tempo, che poi per vari motivi si è fermato, è scomparso un pochino Sì, dalla circolazione, sì. però ha iniziato a cantare nei momenti in cui diciamo bisognava camminare con i propri piedi senza social. Esatto, ai tempi belli. I tempi Parliamo 30-35 anni fa, insomma, molto tempo fa. quindi all'inizio Quando sono proprio. emersi tanti artisti, oggi ormai di nomi affermati, importanti, no? esatto. Sì, Quindi sì. tu hai iniziato all'epoca proprio, avevi anche realizzato dei brani tuoi, degli album, dei dischi. All'epoca erano cassette o cassette. LP? Ecco. All'epoca cassette. Erano cassette. Sì. Quindi avevi proprio realizzato delle cassette. Quanti brani contenevano? E 10, ogni LP 10 brani, quindi quanti- 20 brani in totale. 2 ne avevi realizzati. Due è una compilation. All'epoca eravamo molti artisti, vabbè, certo, questi erano tanti famosi, altri no. Però dico, che poi tutti piano emergenti della stessa scuderia, no? Esatto. Ai tempi. Poi piano piano chi è riuscito, E sono a fare un contento nome che l'ha importante. realizzato, sì, assolutamente sì. Quindi tu sei arrivato proprio in quel periodo dove hai iniziato a farti conoscere un po' con la tua musica, andando e presentandoti in quelle che erano le varie serate, i vari eventi, facendo questo. All'epoca si partiva, si andava a Bari, a Taranto, a Messina, a Palermo, cioè non è come oggi, ma sono cambiate un po' le cose. All'epoca si faticava, no? Per Ecco. farsi vedere un po' in giro. Era più difficile. Però forse anche più bello, sai? Cioè, secondo perché me erano sì. proprio delle avventure, no? Delle partenze, dei veri e propri viaggi, e quindi anche belle esperienze che sono C'è rimaste. qualche ricordo un po' più importante che ti è rimasto? Tanti, devo dirti, e tutti, non ne ho dimenticato neanche uno.
uno, belli tutti perché ti ripeto si partiva anche per andare a Bari, all'epoca si partiva anche lontano, Reggio Calabria, i Galati, Mamertino, tutte le zone di Palermo, no? E quindi era sempre bello perché si partiva con le macchine, i papà dei cantanti, le famiglie, tutti un po' insieme, quindi era anche bella... all'arrembaggio, all'avventura. Ma sì, tipo scampagnate, no? Come siamo abituati a fare noi. Esatto, quello che succede. Oggi andiamo lì, domani andiamo lì, quindi sicuramente hai anche ti sei anche esibito con dei cantanti importanti su palchi e diciamo che ci sono tutti questi ricordi che ti rimangono nella mente. Poi per vari motivi appunto hai lasciato e adesso possiamo dire che da prima di quest'estate, grazie a Max Scaletta, che siamo ritornati un po' in scena. Anche perché sono ritornati in Italia. Ho fatto un percorso all'estero per molti anni. Ho fatto questo non lo sapevamo. 2 anni Santo Domingo, 6 anni a Malta, 2 anni Sardegna. Adesso è un po' in giro per il mondo. Ma adesso il piede è fisso in dimora? No, adesso è fississimo, anche perché i figli crescono, sono grandi, fra poco magari forse ci saranno i nipoti e quindi mi sembra il caso di fermarci qui, di tranquillizzarsi e non muoverci più. Perché è bello girare il mondo. Bellissimo, fantastico. Però ovviamente poi bisogna trovare anche la propria quando pace. dicono la terra chiama è la verità. Poi insomma anche a una certa età senti l'esigenza di tornare a casa. Va bene, continuiamo a chiacchierare tra un po'. Adesso proporrei di fare 2 brani. Ok. Che ne dici? Così continuiamo a cantare. Cosa vuoi farci ascoltare? Una cover? Facciamo stasera presentano qualche brano di Gianni, poi qualcosa di Mario Merlo. Andiamo un po' a girovagare repertorio vasto. Nei repertori, esatto, sono d'accordo. Bella questa cosa, mi piace. Ti lascio allora sempre qui. Paolo Nicosia. Benissimo, grazie. Non posso mai scordare i tuoi occhi, non posso mai dimenticare il tuo viso, il tuo sorriso, io vengo in dolore, insieme a te ho scordato l'amore. Quando ho ricevuto la tua lettera, dove mi fai capire che sei sola, le tue parole parlano d'amore, ma dicono ritorno insieme a me. Da quando ho ricevuto la tua lettera, vorrei amore esserti vicino e dirti che ti voglio tanto bene, e che mi sento solo senza te. Ti amo. Come sapendo, ma sei lontana e mi fa m'avvocare, e assai ti penso e consumo e nottata, ma te sto cuore che non ti roba capace. Da quando ho ricevuto la tua lettera, dove mi fai capire che sei sola, le tue parole parlano d'amore, ma dicono ritorno insieme a me. Da quando ho ricevuto la tua lettera, vorrei amore esserti vicino e dirti che ti voglio tanto bene, e che mi sento solo senza te. Ti amo, ti amo. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Adesso passiamo dall'amore a questo è un brano un po' più sentito, più toccato. Parla
di gente che soffre in questi momenti, si soffre quando si sta in queste situazioni. E approfittiamo per lanciare un saluto a tutti. Questo è un famoso brano del carissimo amico Gianni Vezzosi, che saluto caramente. Il brano porta come titolo numero 8. Cosa faccio io se qua non potevi immaginare, solo rinda una canzone stava qua. Cosa ho fatto non lo so, questa è la mia verità. Pure sbaglio, pure per fare la città. Tu che mi vai a trovare, non da solo per parlare, voglio dirmi dove vai e rimango qua. Penso a casa, come va, penso al fan, che può pensare, e mi adoro, mi posso dare una libertà. Numero 8, sezione a Merano, stesso numero che mi fa compagnia. Che dinda penso ogni momento ai figli miei, che una moglie che non sa che fa. Teniamo insieme quando mi viene a trovare. Che dite figli miei non mi li mai portare. Tu guardo in faccia e dico amore, c'era che mangiare. Tu vedi che sai sciupare ma si sempre bello. Non va sempre e poi ti fa capire quando ti voglio. Dinta una braccio dico dai, ce la farò, ce la farò, ce la farò. Chi mi scrive come va, dai maestro ce la fai, sta canzone la gioscoriti dei cancelli, e mo che so che libertà io vi voglio ringraziare, e più forte prima va torna a cantare. Numero 8, sezione a Merano, stesso numero che mi fa compagnia. Che dinda penso ogni momento figli miei, io una mogliera che non sa che fa. Andiamo insieme quando mi vanno a trovare. Che dinda figli miei non me li ha mai portare. Tu guarda in faccia e dico amore, c'era che mangiare. Tu vedi che sai sciupare ma si sempre bello. Non va sempre ronda e poi ti fa capire quando ti voglio. Dinta una braccio dico dai, ce la farò, ce la farò, ce la farò, ce la farò. Vedrai che ce la farò. E ce la faranno, no?
sì. Gianni Vezzosi numero 8 la dedichiamo a tutti coloro che ci ascoltano in silenzio. Questo è uno dei brani più sentiti sicuramente, e in questo periodo di festa la tristezza sicuramente si sente un pochino di più, e noi li stringiamo sempre a tutti a uno calorosamente. Questo è un brano molto sentito e che arriva, bella scelta. Questo è uno dei motivi per la quale l'ho scelto, proprio è una dedica a tutti, e ci anche sta, alle famiglie, un po' a tutti, ovviamente. Che poi tra l'altro andare a fare una scaletta, no? Con la scelta di solo alcuni brani, perché una dice abbiamo un'ora a disposizione, non si può fare una scaletta infinita. È sempre difficile. È difficile assolutamente. Avrei scelto tra i miei brani se avessi avuto così un background. Ma aspetta, ma allora la domanda sorge spontanea. Sì. Non hai mai ripensato, cioè questa domanda te l'ho fatta anche l'altra volta, ma te la ripropongo, visto che comunque ci sono 2 LCD passati e tutto il resto. Non hai mai pensato di, adesso che sei ritornato, andare a riproporre qualche brano passato? Riarrangiarlo nel versione 2025-2026? L'ho pensata sta cosa tantissime volte. La verità qual è? Fondamentalmente la gente non li ha più ascoltati questi brani, certo, no? Ma io non ho mai smesso di sentirli. Quindi diciamo che un po' le orecchie sature. Sono dei brani comunque che ricordano altri tempi. Ok, ma non ce n'è uno che tu dici questo magari lo farò, se fosse uscito oggi avrei. Lo farò. Perché nella mia ripresa al canto, diciamo, ho voluto sperimentare cose nuove. Ma quindi, giusto. Però sono sicuro che farò qualche replica, perché magari sai cosa, quanti brani passati ci sono che oggi continuano ad essere questa Lettera d'amore l'abbiamo appena cantata, è un brano che Gianni cantava quando noi insieme sulla tastiera arrangiavamo i miei brani, quindi possibilmente c'è un brano tra tutti quelli tuoi che tu dici, certo, magari questo che non ha avuto il giusto sono successo. Tutti i brani, tutti i 2 LP scritti interamente da Vezzosi, Gianni, perché all'epoca insomma siamo cresciuti insieme, siamo stati insieme, e quindi tutti i suoi brani, quindi qualcuno che piacerà ci sarà senz'altro. Io lo penso pure. È sempre un peccato quando magari sai uno poi li riascolta e dice ovviamente chi li fa dice io li ho ascoltati cantati, quindi per me sono vecchi, no? È vero. Però possibilmente c'è quel brano che magari oggi potrebbe piacere a chi lo ascolta, non solo uno, possibilmente ce ne sta più di uno. E poi abbiamo lasciato poc'anzi proprio in questo argomento, no? Dove stiamo dicendo che grazie a Max Scaletta ti ha un attimino riportato. Esattamente, ci siamo rincontrati in un bar per caso al porto di Alfaro di Catania. Vedi quando dice le cose girano, succedono sempre per un motivo. Dal mio tavolino stavo bevendo una sambuca in tranquillità dopo aver finito di lavorare di notte, perché io lavoro nella ristorazione, quindi faccio le ore piccole, e lo vedo passare lì insieme alla sua famiglia. Poi dire, per grande sorpresa per tutti e due, ritrovarci, rincontrarci è stato innanzitutto un piacere, e poi da lì è nata fratello ma dai, adesso io mando un grande bacio a Max, lo salutiamo. Purtroppo lui ha avuto adesso una perdita importante, e quindi si è un attimo allontanato, ma sono sicuro che tornerà. Ce lo riporterei, andrò io stavolta a ripescarlo, come ha fatto lui con me. Lui a sua sorella era molto legato, e quindi ci sta un momento, sai, che uno si chiude un pochino, però poi la musica alla fine è solo una cosa bella, certo. non fa del male a nessuno, ne siamo sicuri tutti. Tra l'altro voi 2 avete fatto anche un duetto insieme. Sì, abbiamo fatto un duetto insieme, l'avrei presentato con molto lui piacere, poi lo farò quando ci sarà lui. Esatto, lo vogliamo fare con lui, non da solo. Esatto. Quindi questo lo rifaremo insieme, e quindi siamo ritornati ad avere nuovamente Paolo Nicosia insieme a noi, fortunatamente. Adesso ci rifermiamo ancora con altri 2 brani e poi dopo continuiamo a chiacchierare. Cosa hai scelto questa volta? Abbiamo fatto una scaletta, guarda, vai, non mi ricordo nemmeno io cosa. No, non ti preoccupare, a noi piacciono le cose improvvisate, così. Mi pare che dopo di questo doveva esserci cercala un altro brano di Gianni. Ok. Stasera... Non ti piace Vezzosi a te? È vero? No, non si era capito. Come tutto il resto della gente, voglio dire. Certo. Non sono solo io a non piacermi. Quindi io non vi dico qual è, ma questa la dedichiamo a tutti perché piace a tutti. Ecco. Ok, auguriamo un buon Natale. Dai. C'è da prima mattina e già stai da cucina, preparo latte e cariatura per accompagnare a scuola, che si fa tutte le mattine senza rina manata, mentre a chi sto raggio fatto 2 ore fatica. Poi torna a casa correndo per spavare, ripare. A
Ci sto niente e pazienza a chi lo casa mangia. Mentre fai servizio e sta casa sarà da pizzata. E a voce tu io che mi dice mi fa compagnia. Bella è sta famiglia mia, bella sono sti figli miei, che mi hanno regalato che sta pace. Ci sono cagnate solo graziate. Belle sono tutti giornati. Io con te mi sono cagnato. Ringrazio a Dio perché la gioco dorato. Con te mi sento un marito vero. Bella è sta famiglia mia, belle sono sti figli miei, che tu mi rata la notte prima a dormire. Pure che freva a 40, io sono sempre presente. Mi dici no, non è niente, è solo debolezza. Non sta mi ferma per forza, ti fa mille cose. Un coppolietto da dura, ma un coppo a chi sto caso. Bella è sta famiglia mia, bella sono sti figli miei, mi hanno regalato che sta pace. Si sono cagnate tutte grazie a te. E allora belle sono tutti i giornati. Io con te mi sono cagnato. Ringrazio a Dio perché da gioco dorato. Con te mi sento un marito vero. Bella è sta famiglia mia, bella sono sti figli miei, che io ti passo la notte per dormire. Bella sta famiglia mia, dedicata ancora a tutte le famiglie. Adesso, maestro, vogliamo fare un applauso, va anche al maestro, eh? Grazie per essere stato qui stasera. Vogliamo andare un po' sul classico? Vogliamo fare qualcosa di classico? Vogliamo fare O bene mia? Questo brano è bellissimo. Parla quelle storie d'amore che si facevano però 30-40 anni fa, forse sì. Credo di sì. Potremmo anche ogni coppa a spalla via, mentre racconto tutte le belle storie, e non d'accordo che faccio così, mentre si parla vedremo come c'è. O sacciaggio sbagliati a gola piamini. Oh bene mia, ce ma fa sapere. Oh bene mia, non so potevo dire una parola. Cercavo prima tu, mi fa
carriera a fare la papalina la signora mentre la guardava mentre cresceva le salate giuro io me la carezzava come zero e ci guardava giù voleva bene ma ti ho pensato chissà correva a una donna sto giorno che tenga a che fare con chi si magara visto caso va da nove dagli 10 anni che sa vita vivi tu tornare da là insieme a me o Sancia ti sbagliato ci voleva far sapere oh bella mia c'era capo prima tu ne fa carriera e falla papalina la signora io me la carezzava come sigara e ci guardava giù ma voleva bene sto giuro un bene mio, bellissimo questo brano, molto bello. Ecco. La nostra... Complimenti. Grazie. Complimenti davvero Paolo. Questo è un altro... piace tanto ed è un altro brano che viene cantato e ricantato sempre, anche questo. Sì, questo come mai l'hai scelto? Perché piace a me. Quindi un brano molto bello. Sì. È... fare qualche classica non la ripeto solo, però la metto spesso perché mi piace. Qual è quella che non manca quando magari ti capita di le fare classiche? Sì. Beh, Carmela, ad esempio, l'altro brano che non manca mai. Perché sono comunque scelte molto importanti. Brani Ma che vengono perché? portati da chiunque. Vuoi Per sapere questo perché li scelgo? Sì, in vieni, realtà? infatti mettiti più vicino qui, sì. ok. Sai, vuoi sapere perché dicevo Dimmi. perché li scelgo in realtà? Perché avevo 15 anni si cantavano sempre. In tutti gli eventi, in tutte le serate. Quindi mi sono rimasti in memoria quei brani e poi insomma mi piacciono come ho già detto, però mi sono rimasti anche in memoria, fanno parte del mio vecchio repertorio. Ok, quindi diciamo Sì. che queste sono le cosiddette immancabili. Diciamo di sì, dai, mettiamola così. Bella, bella, bella. Senti, tu prima mi... con me, facciamo una... Ok. Si riposa 2 minuti.
con noi qui su Bella, perché 2 minuti di pausa e si ritorna con Paolo Nicosia, anche perché ora ci dobbiamo fare raccontare quali sono i progetti inerenti al... Diciamo che il 2025 lo concludiamo così. È già finito quasi, Non usciamo nulla. Non lo finiamo così, ma ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo. Piccola pausa, torniamo tra poco. A dopo. Se rimane quello che è perduto, glielo dico per davvero, che non siamo più pure. Amore per te, ma che ha fatto un casino d'amore, sei tuo amico mio. Non parla, ho capito che sei innamorato, prima di te. E ha già fatto sti cose con altri. Io pensavo una sola nottata, tutto il resto non l'ho calcolato e mo si manca. Moro con me e non ci penso che sono scusate. Moro con me e mi chiami da 1000 nottate. Come faccio a me che è finita? Non pochino nottate in doletta, passate con me. Io ammetto il suo profumo fa impazzire. Ho capito ogni cosa, però le ascolto. E certe notte sono io a chiamare. Sono pazzo davvero, non mi ha tutto a me. Anzi rimane quello che è perduto. Io lo dico per davvero, che non siamo più pure. Amore per te, ma che ha fatto un casino d'amore, sei tuo amico mio. La sua pelle fa impazzire. Ho capito ogni cosa, però mi ascolta. Se non la suoni non lo puoi capire. Ma che dice si pazza, non mi manca pensare. Anzi rimane quello che è perduto. Mi dispiace, non lo faccio. Questa sera chiamo lei. Che tazza lì, come gambo felice che dorme, la si sparta a vita. Ed anche se non è venuto, l'abbiamo portato noi. Ce lo siamo tirati qui. Dai, ce lo siamo tirati così abbiamo sentito appunto il duetto che hai fatto con Max, di cui abbiamo parlato prima. Esatto, che l'abbiamo fatto ascoltare. L'abbiamo fatto, che ci sta tutto. Allora, vi abbiamo lasciato appunto dicendo per questa fine del 2025 e ancora la lasciamo questa suspense. Okay, Cantiamo, perché vogliamo cantare stasera. Andiamo. Ci facciamo altri 2 brani. Ok, va benissimo. Dai, ce li teniamo nascosti? Sì, li sveliamo adesso. Adesso subito. Andiamo, facciamo qualcosa di più allegro adesso,
che sta chiagnendo con campagna, pare una voce antica casa lagna. Chi è che chiama? E oggi canta la montagna, ma come se lagna, ma come se lagna, ma come se lagna. Arriva un fuoco in te, e mo vi va bene, mo vi va bene, e mo vi va bene. Ti devi capire, ascoltami rosso, aravano tutto, facendo l'amore, teneva la mano, che si s'arracciava, la gente te remava a sto gigante la montagna, mona per la cagna, mona per la cagna, mona per la cagna. E scendere cielo, una nuova rosa, suo vino in braccio, e mentre suo vaso, si sente lontano, una mandolinata, e andavano tutte, ci viene a cantare, a sto gigante la montagna. Mona per la chiagna, mona per la canta, mona per la chiagna. E adesso invece passiamo da questo a qualcosa di più classico. Vogliamo portare in memoria il grande maestro Merola. Facitela Sunnà, brano bellissimo dedicato a Napoli dal nostro grande maestro Merola. Come una creaturella abbandonata, una palasia dormita a pesare, facitela su me, non nasce facitela dormire, non nasce ma Napoli mia, fatto più bello giorno, scendete solo quando torna felicità, mentre cade Sofia, ti sana sti ferite, con pena giù Karanalaga ci sta. Quando va la vita e là si torna indietro quando questa cosa sta serenata io sono contaminato ma non capito che la femmina più bella era frascata la ci portato capo con certi poi sfizia per fa sentire cantare ma ci ho bevuto un bicchiere vino perché stanotte voglio tossicare c'è data la guagliola
faro da luna le terrazzate quando sfizia ma pare distrutto perché la cassa femmina m'ha fatto vorrei che la luna si saluta quando sono voletta parte via ero più guapo e vascia sanità ma che c'è perso da guappari va giù caccia da menari in da società c'è da guagliona e la vita agua paria. Abbiamo fatto qui una tripletta bellissima. È un brano storico questo, Te lo ricordi tu, Mary? Brano? Certo che me lo ricordo. Lo ricordi? Me lo ricordo anche perché sicuramente bazzicando, lavorando qui. Direi, se non lo conosci tu. È impossibile non conoscere. Certe volte conosco brani che anche un pochino quelli più datati dicono come fai? Raga, vivendo qui è normale, li vai a conoscere tutti. Ho l'opportunità anche di sentirvi tutti cantare, sentirli. E devo dire che tu lo canti anche molto bene, complimenti. Grazie. Ci sono brani che non tutti possono cantare, bisogna secondo me anche sentirli. O forse conoscerli abbastanza bene. Vabbè, ma secondo me anche sentirli, perché comunque non è un brano che può cantare, che se anche tu non sentirli. lo senti hai ragione, non puoi. Quella penso che sia la prima cosa, al di là dalle capacità canori o meno, l'importante è trasmettere il modo, perché se non lo senti tu non arriva. Io faccio sempre così, quando devi cantare una canzone la devi sentire tua, perché altrimenti non sono d'accordo, non può andare oltre. È vero. Allora adesso ritorniamo invece a oggi. Io prima ti ho chiesto, allora andiamo a concludere il 2024, scusami, il 2025 in questo modo. Pensavo che sarebbe chiuso così, invece no. No, parlando di proprio qua si parlava di Max, Sì. Anche mia madre 7-8 anni fa è andata via. Ciao mamma. E abbiamo dedicato un brano alla mamma, dico, ci voleva, no? Sotto Natale la farai Sì, uscire? perché lei è morta in questo periodo e quindi uscirà sotto Natale. Quando, cioè è già pronto? Avete finito? Sì, giovedì, venerdì dovrebbe essere già addirittura d'arrivo, no? Okay. Poi dobbiamo fare ancora le riprese e poi uscirà. Ci riusciamo, pensi? E ci affidiamo al nostro Giovanni Platania, che saluto. O ce la fai, calorosamente. Senti, sono le minacce qui, O ce la fai? No, ma lui si impegna tantissimo, è molto caro, è bravo Giovanni, e sì, ce la faremo. Quando il titolo lo vogliamo ricordare? Sai che ancora non l'ho scelto il titolo? Forse è la cosa più difficile? Sì, perché non saprei ancora, non so. Deciso. Vedremo. Questo qui l'hanno scritto per te? Sì, l'hanno scritto per me, l'ha scritto il grande, come così ha scritto Sei bellissima, anche questo l'ha scritto lui, anche altri brani che saranno prossimi in uscita. Poi ne parliamo dopo. E ne approfitto per salutarlo, il mio grandissimo amico Nicola Mattesi. Ok, salutiamo anche Ciao, lui. Nicola. Quindi diciamo che la chiusura del 2025 sarà con questo brano. Esatto. E poi dopo andiamo un attimino a scoprire quali sono invece gli inizi per il 2026. Io ancora non lo so perché sono rimasta al 2024, tipo che stiamo entrando nel 2025. Cioè sta passando troppo veloce qua il tempo. È vero. Non funziona. Rallentiamo un attimino, godiamoci un attimino di più queste giornate. Cioè qua già anche l'ora è quasi trascorsa. Che dovremmo rallentarci noi, perché siamo noi che viviamo così frenetici. È vero. E quindi non ci accorgiamo proprio del tempo, i giorni che passano troppo veloci. È la vita. Va bene, facciamo altri 2 brani. Yes. Facciamo un piccolo medley di Gianni, 3 brani in chiusura e poi ci salutiamo. Poi torno dopo. Allora facciamo questo medley e torno dopo. Ok. Le hai scelte tu di unirle così insieme? Le abbiamo scelte insieme. Con il Durante le prove con il maestro Calogero. Abbiamo deciso. Diciamo che mi ha ispirato più lui, devo dire la verità. Facciamo questa, facciamo quella. Vediamo cosa hanno combinato. Che scemo io, faccio creduto come quando, prega Dio, e mo l'indifferenza d'oggi mi fa sta male, che scemo io,
se ti ho perduto la colpa non è stata tua, la colpa che ti credevo l'ideale, la sposa mia, che se vuoi, tanto credo. Non ti voglio che ti pensi, ma ragazza merito, sei l'immagine che non mi faccio campare. Se io voglio chiamare, faccia guerra con te, ma con suo moglie che ora per te. Vivete solo con la mente, a serena nottata. Non darà seri di panno, tu non mi fai faccio niente, voglio morire per te. Sto campando solo ricordati, sei tu, sei tu. Non saprai mai quanto mi costa passarmi una vita, ma senza di te. Non saprai mai, si rindo scuro e sovretta Natale, io cagno per te. Tu non lo sai, che per regalare quel Babbo Natale ho chiesto di te. Tu non lo sai, che pagherei mettere anche una taglia per avere te, ma festeggi insieme a lui come l'hai fatto con me, cuore e cuore hanno soffocato scaraffa. Tu non lo sai, lascia un bambino e c'è insomma chi muore, sogni senza te. Tu non lo sai, rido cielo e stava la nottata, io che agno per te. Ma che già si può non credere a questa verità, ma che faccio a fare? Si può con me stai sempre a toppitare, per me va a dormire, ma faccio la croce e poi bene che acceso, posso far capire, che roba te che dietro ci può stare, io non posso stare. C'è un minuto senza te pensare, e poi tu suonare, programma suona per non mi scendere. Per me va a dormire, mi faccio che roce e poi per le canzoni che ha creato a te. Non può fare nada ma se può sbagliare, tu per me sei assai importante. Sia più bella di tutto quanto, insieme a te che mi c'è da me, forse pure giù, siamo restati al mondo, insieme santi da aspettarsi, e poi mi spartissi, mi farà la vita insieme a te. Dopo me sei tutte cose, pensa a te vestito di sposo, uno velo bianco, innanzi a chiesa insieme a te, e poi in mezzo a due conflitti, noi scriviamo che s'amore, che nessuno mai può cancellare.
Grazie. Tripletta da tris proprio, da bingo. Bellissima, ottima scelta. Avete unito questi 3 brani veramente in modo egregio, bellissimo. Vabbè, del resto uno chiama l'altro, ci sono dei brani che uno chiama l'altro e questo era proprio uno chiama l'altro. Allora, prima di salutare e andare in chiusura, volevo sapere, visto che abbiamo detto questo curiosità? 2000, certo, dove ci siamo lasciati, nel senso abbiamo detto che questo 2025 lo chiuderemo con questo brano che arriverà sotto le feste dedicato alla mamma e poi si aprirà il 2026. Come? Hai già qualcosa di pronto? Tante. Oh, che bellezza! Tante. Allora, rivoluzioneremo un po' il genere che ho fatto finora. Ok. Perché? Perché in realtà è anche un po' cambiato l'ascolto della musica napoletana, no? Quindi non stravolgerò senz'altro perché non canterei mai qualcosa che non sentirei mio, però ci stiamo avvicinando a qualcosa di più attuale. Ok, quindi sarà più ritmato? Più ritmato. E poi ci sarà grande richiesta di molti. Io, parentesi, me lo sono ricordato, vorrei salutare tantissimo Marco Salamone, però a lui lo saluto subito perché poi lo dimentico, che è lui che mi ha richiesto questo brano. Ecco perché mi è venuto in mente, dice: senti, ma fallo qualche brano di non proprio Malavita, ok, no? Però che racconta un po' fatti attuali fondamentalmente, ok, che avvengono, ma che spinge anche a dire: ragazzi, fate i bravi, facciamo i bravi, no? Perché non serve a niente, ecco, quello a noi stessi e agli altri. Quindi sono d'accordo, facciamo i bravi, ecco. Quindi ci sarà anche questo brano, sarà ma ci sarà questa rivoluzione, ok, però poi penso che comunque sempre il melodico tornerà ogni tanto. È sempre melodico. Lo so, più movimentato. Sì, ma quello stretto non lo abbandonerò mai. Quindi io penso che un po' di quello e un po' di quello. Già ci sono altri 2 brani di quelli strappalacrime che molti non gradiscono, ma che tanti amano. No, ci sa la musica napoletana. Io personalmente amo e quindi. Io guarda, lavoro su Bella Radio, ti posso dire che anche in base alle richieste che mi arrivano, la musica melodica è sempre la più quotata. Che sembrerà strano, però le richieste che mi vanno a fare è sempre la musica melodica. Il neomelodico proprio a 360 gradi che direi che quello secondo me non morirà mai. Mai. Speriamo. La musica varia da tempo in tempo, questo lo diciamo sempre. Diciamo che sono molto più gradite quelle che ma ti ricordi, sono cose che ti fanno. Ma ti ricordi quando 4-5 anni fa andava il reggaeton e tutti con il napoletano reggaeton? Esatto. Poi c'era la baciata e tutti con la baciata. E sono momenti, no? La musica va, ma così anche come con l'italiano, con la musica straniera, è quello. Poi c'è l'origine, che è appunto la base, che lì non si sbaglia. Non si sbaglia quando si sceglie quello. Mi trovi d'accordissimo. Va bene, quindi questa sarà la carriera, diciamo, per quanto riguarda la chiusura 2025 inizio 2026 di Paolo, che insomma sicuramente risentiremo, rivedremo. Ti sei divertito? Ti è piaciuto? Tantissimo, il tempo vola quando facciamo le ma puntate. poi qui è così accogliente, così. Esatto. Lo studio di Bella Radio TV è bellissimo. Ti senti a casa e vola, cioè perché io sono rimasti gli ultimi, veramente, va così veloce. Me l'ho raccordo proprio. Esatto. Vuoi fare, prima che salutiamo e diamo la buonanotte, fare qualche saluto in particolare, ringraziare, che ne so, allora sono famiglia, davvero in tanti, però vabbè, io voglio salutare tutta la mia famiglia, quindi Sonia, Sabrina, Daniela, ciao, un grande bacio. Non sono tutti loro, la mia famiglia è grandissima, 5 sorelle, 6 miliardi di nipoti, vi saluto tutti. Ecco. E come amici voglio salutare il mio amico Max Neri. Lo conosciamo Max? Max Neri non è ufficiale, però su TikTok è abbastanza ambito, ha molti follower, gli piace cantare, ma è bravo Max. L'avevo invitato stasera, sai? Anche con l'avevo invitato, però poi non. Ma lui si ritrae sempre, speriamo che prima o poi si rilanci. Salutiamo anche il mitico, lo salutiamo? Sai di chi sto parlando? Aspetta, no, non lo so perché ne abbiamo. No, perché siamo stati insieme ultimamente. Perché prima che ne ho fatti Orazio. Tigre. Ciao Orazio. Un bacio, anche Alessio Rodi. Anche Alessio Rodi, il piccoletto. Agata Consoli, tutti che già avevamo avuto. Mi hai fatto ricordare tutti la quelli che ti ricordi che abbiamo fatto, che esatto. c'era un po' che fritto. Va bene. Poco.
Allora, tutti i ringraziamenti. Ricordiamo anche come seguirti un pochino su TikTok, Su Facebook, social. TikTok, Instagram. Paolo Nicosia Su senza Paolo nomi. Nicosia mi trovate, guarda, io non li ricordo, dico la verità. Non ricordo mai, sono sincero, non ricordo mai però dico, se cercate Paolo Nicosia mi trovate ovunque. Perfetto, mi raccomando, seguitelo. Ringraziamo il maestro Calogero. Assolutamente Tuccio, sì. che è stato con noi, che insomma Grazie come mille. sempre è Bravissimo, straordinario infatti. Ringraziamo Sonny che è numero È uno. un jukebox vivente lui, non c'è cosa che non conosca e che non afferra 3 secondi subito. lui Puoi inventarti tutto quello che vuoi anche all'istante. Lui è il numero uno in straordinario. tutto. Ringraziamo tutto il popolo di Bella che è stato insieme a noi. Grazie ragazzi per averci tenuto compagnia. Vi ricordiamo che la programmazione riparte domani. Noi ti aspettiamo ancora presto, Paolo, perché queste puntate a noi ci piacciono, sono rilassanti e soprattutto quando ci accompagna con buona musica è ancora più bello. Auguriamo la buona serata a tutti, grazie per esserci stati. Ciao amici. La buonanotte e grazie a te, Paolo Nicosia. Grazie a voi, ciao amici, a presto. Passato un anno e mese quando tu hai deciso lui, non siamo pure più. Sempre di fretta, che sta paura, rimane nata poco con me. Mo si una femmina sposata tutto, ma ci sta pure tuo marito e non lo sa. Ah, non siamo più amici, ma lui è innamorato. La parola per sposare, non le decise tu. Giuro che ci sono rimasto male sì, e non ho mai capito che si può decidere tu. Io ti amavo da sempre, con l'anima e il cuore, amore per amore per te. Chissà se tu va bene con me, e si da parte da me qua a me. La stessa paura, la voglia di amare, chi la cadeva per te. Una femmina sposata tutto, ma chi solo lo sai, che non ti scorda più. Certe storie volte ti fanno capire, all'amore vero come così, e ti segnano il cuore sulla pelle tua, come un tatuaggio non si cancella più. Ma è troppo cara, ti dai ma tu via, meglio che non ci vorremmo più. Ma si una femmina sposata tutto, ma ci sta pure tuo marito e non lo sa. Ma non siamo più amici, ma lui è innamorato. La parola per scusare, non l'hai decisa tu. Giuro che ci sono rimasto male sì, e non ho mai capito che si può decidere tu. Io ti amavo da sempre, con l'anima e il cuore, amore per amore per te. Chissà se tu va bene con me, e si da passa da me qua da me. La stessa passione, la voglia di amare, chi lo cadeva per te. Ma si una femmina sposata tutto, ma chi sono lo sai, ma non ti scorda più. Ma si una femmina sposata tutto, ma ci sta pure tuo marito e non lo sa. Ma si una femmina, ma si una femmina, ma si una femmina sposata tutto, ma ci sta pure tuo marito e non lo sa. Ma non siamo più amici, ma lui è innamorato. La parola per sposare non l'hai voluta tu. Ti giuro che ci sono rimasto male sì, e non ho mai capito che si può decidere tu. Io ti amavo da sempre, con l'anima e il cuore, amore per amore per te. Una femmina sposata tutto, ma che sono lo sai, che non ti scorda